respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Filo Diretto. Radio RPL, diamo subito il bentrovato a Matteo Furian. Grazie mille Federico, buonasera cari ascoltatori di RPL e bentornati in una nuova puntata di Avanti Futuro. Qui come sempre il vostro Matteo Furian e come sempre il mio compagno di avventure, il buon Giovanni Binda. Ciao Giovanni. Ciao Matteo e una buona serata a tutti gli ascoltatori di RPL. Allora, 02 66 20 35 29 se volete intervenire in diretta o ci potete scrivere come sempre su WhatsApp al 346 642 7756. Ma come dico sempre, diciamo sempre, a noi fa piacere se intervenite in diretta al famoso numero magico 02 66 20 35 29. Allora, per partire leggeri, che è giusto parlarne, visto che comunque non abbiamo ancora commentato, io inizierei con un detto, caro Giovanni: chi troppo vuole nulla stringe, e così, a furia di rifiutare qualsiasi proposta di mediazione, il Partito Democratico si è schiantato sul muro del Senato, che ha messo la parola fine al travagliato, e possiamo dirne anche tante, fallimentare, percorso parlamentare del DDL Zan. Una sconfitta che brucia, soprattutto perché comunque la sinistra ci aveva puntato tutto, a partire dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta. La posta in gioco era alta, per questo il centrodestra può esultare, come ha fatto tra l'altro in aula, scatenando anche le polemiche da non solamente qualche politico, qualche giornalista, ma anche da qualche influencer, con un applauso fragoroso dopo l'esito della votazione. A esprimere la soddisfazione sono stati, diciamo, tutti gli esponenti politici di spicco del centrodestra. Allora, sappiamo benissimo qual è il contenuto del decreto di legge Zan, del decreto legge Zan, sappiamo benissimo qual era il contenuto e non è passato. Allora, c'è stato un percorso tortuoso, caro Giovanni, riguardante a questo decreto legge, ed è stato anche molto discusso, anzi addirittura era arrivato al centro della polemica, è stato al centro della polemica per moltissimi mesi, al centro anche di dibattiti in televisione, ha occupato prime pagine di giornali, perché è un argomento comunque a cui, e su questo bisogna essere oggettivi, molti italiani sono stati sensibili riguardo a questo argomento. Chi magari era favorevole, poi chi era contrario. Quindi Giovanni, intanto ti chiedo subito un tuo pensiero. Giovanni? No, Giovanni non c'è più. Giovanni se n'è andato e non ritorna più. Abbiamo perso in attesa che il co-conduttore si ricolleghi. Matteo, eccolo, dovremmo avercelo. Ecco, rieccolo. Giovanni, ecco. Mi sentite? Prego. Ti sentiamo forte e chiaro. Prego, ecco. Prego. Ottimo. Ecco, volevo dire, DDL Zan, devo dire che ad essere sinceri... Giovanni, purtroppo non ci si sente. Mi sentite? Ora sì. Ok, è un peccato vedere che la politica fa una lotta di posizione e di bandiera su un tema sensibile come sono i diritti civili, e quindi questo è una prima nota, però è da parecchia soddisfazione vedere Fedez che da ieri che sta rosicando perché il DDL Zan non è passato,
e quindi è lì che inveisce sui social, che ha fatto quella serie di attacchi anche ingiusti e vergognosi, senza diritto di replica, addirittura sulla RAI, sui canali della RAI, per attaccare esponenti della Lega che non potevano difendersi e non potevano spiegare le loro parole prese ed estrapolate senza minimamente specificare il contesto. Questo è una soddisfazione e fa godere un sacco, quindi tutti quanti facciamo una piccola colletta per Fedez per regalargli una bella scatola di Malox Plus, perché così gli potrà passare il bruciore di stomaco. E detto questo, battute a parte e sarcasmo a parte, si manifesta veramente l'incapacità del Partito Democratico di portare avanti le proprie battaglie e di cercare di conquistare qualche punto a suo vantaggio, e dimostra una cosa, che il centrodestra unito può davvero vincere e ottenere qualsiasi cosa voglia. Questa è la cosa importante. Il centrodestra deve essere unito e soprattutto magari evitare di pestarsi i piedi l'un con l'altro. Questo è sicuramente il dato più importante che si registra con il voto al Senato del DDL Zan. L'incapacità del PD di saper mediare, e che quindi è andato a schiantarsi su un tema che anche al suo interno portava delle divisioni, perché ricordiamo che il PD nasce da un raggruppamento di partiti, ma che ha un'anima anche democristiana al suo interno, ha una parte cattolica al suo interno, e di conseguenza questo tema e l'intervento della Santa Sede ha creato sicuramente delle riflessioni interne e soprattutto questa nuova alleanza PD e 5 Stelle non può funzionare, non ottiene niente, e anche al Senato si è visto che questa nuova sorta di ulivo tra Conte e Letta non ha funzionato. Io concordo con tutto ciò che hai detto, caro Giovanni, ma allora io adesso, per fare un attimo il punto della situazione, per chiudere poi il capitolo del DDL Zan, ecco, in un modo o nell'altro, quelli del centro-sinistra sono riusciti a far passare tutti gli esponenti politici, tutti gli elettori del centrodestra, tutte le persone insomma che erano contrarie a questo decreto di legge, perché c'erano alcuni punti che non andavano bene, come degli omofobi, perché loro sono molto bravi a dipingere, a disegnare il nemico dall'altra parte. Il problema è il dato è uno, è che questi fenomeni che volevano portarsi a casa il DDL Zan hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, non solamente quelle alle proposte di mediazione proposte dalla Lega o da qualche partito del centrodestra, ma comprese quelle formulate dalla Chiesa Cattolica, dal Santo Padre, dalle associazioni e poi anche da molte famiglie. Quindi lo hanno affossato con le loro mani, obiettivamente, questo DDL Zan. Però, ecco, su questo bisogna sottolineare una cosa, che adesso che cosa bisogna fare ora? Che cosa dovrebbe fare ora il centrodestra? Per, tra virgolette, mettere a tacere quello che dicono, che hanno detto in questi mesi quelli di sinistra, ovvero che gli elettori, i politici del centrodestra sono dei pericolosi omofobi che odiano completamente gli uomini sessuali, cosa che non è assolutamente vera. Cosa devono fare? Bisogna fare una proposta seria e concreta, dobbiamo fare la nostra proposta, di un disegno di legge che vada a combattere tutte le discriminazioni per quanto riguarda il sesso, ok? Quindi anche le discriminazioni degli uomini sessuali o delle persone che hanno altri gusti sessuali rispetto a quelli degli etero, per intenderci, ecco, per farla in breve, lasciando fuori però i bambini, la libertà di educazione, teoria gender e anche il discorso dei reati di opinione, perché sennò si parlava veramente di istituire una specie di ceca russa. Comunque abbiamo subito un ascoltatore. Buonasera, in diretta qui con noi. Sono Gianni da Genova, ciao Matteo. Buonasera Gianni. Saluto al tuo amico di serata. Per quanto riguarda
io vorrei lasciar perdere quelle porcherie lì del DL Zan che non erano manco negli accordi di questo maledetto cosiddetto Parlamento fatto di unità nazionale che non c'entra un tubo e che ce l'ha tirato fuori il caro Mattarella su ordini superiori, perché noi avremmo dovuto andare a votare come si doveva se fossimo un paese democratico e avremmo vinto le elezioni grazie a Matteo Salvini e ai nostri uomini. Io quello che voglio parlare questa sera è soprattutto degli accordi che noi avevamo preso con i nostri cosiddetti alleati, perché ricordiamocelo bene che Forza Italia sono speculari al 100% al PD e Fratelli d'Italia non hanno dimostrato granché di meno, soprattutto come si sono comportati nei confronti del referendum delle autonomie già fatto 4 anni fa dal popolo lombardo e dal popolo veneto, che sono quelli che insieme all'Emilia Romagna e al Piemonte mantengono la baracca del paese, quei famosi 54 miliardi della Lombardia che prima erano 70, il Veneto che erano 20 e adesso sono 15, e così l'Emilia Romagna e così il Piemonte. Aperta parente e chiusa, quello è il PNRR, che hanno sempre fatto i popoli del nord a discapito di Roma, cosiddetta ladrona, riferendosi ai ministeri naturalmente, non al popolo del Lazio che è laborioso e ci mancherebbe altro. Ecco, poi io voglio parlare su questo cosiddetto gabbia dell'Unione Europea, che con i nostri alleati, come aveva twittato tempo fa il grandissimo Claudio Borghi, e quello è un merito di Matteo Salvini, aver messo delle persone come Claudio Borghi Aquilini, come Alberto Bagnai, persone di grandissima competenza, Marco Zanni, sempre merito di Salvini. E quindi ricordiamocelo bene questo. Noi avevamo fatto un patto sull'Europa, che è la nostra gabbia e non solo, perché gli unici che guadagnano sono la Germania, no alle politiche di austerità, no alle regolamentazioni eccessive che ostacolano lo sviluppo, revisione dei trattati europei che sono delle buffonate, prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario. Queste sono già di quelle cose che noi avevamo sottoscritto e giustamente Claudio Borghi ha detto, anche il caro Brunetta aveva firmato queste cose che sono fondamentali. Quindi il programma, diciamo così, per quanto riguarda come comportarci con l'Europa, c'era già, ma l'hanno disatteso sistematicamente. Tant'è vero che Forza Italia negli anni, che è un partito di plastica, dal 30% circa è andata a finire al 6-7% che oggi, perché non ha mantenuto tutto quello che aveva promesso. Quindi noi come Lega dobbiamo recuperare la barra dritta, e Salvini sicuramente lo saprà fare come nostro capitano, perché la nostra barra dritta è l'autonomia, il federalismo, che fa bene a tutto il paese, la responsabilità, e soprattutto per quanto riguarda l'economia, ripristinare la flat tax, che è fondamentale per i piccolissimi di questo paese, che sono quelli che fanno il PIL, non quelli della Confindustria, e poi liberarci al più presto di Mario Draghi, che è uno degli artefici della rovina del nostro paese, con Mario Monti, altro buono, e Romano Prodi. E soprattutto adesso, in questi momenti qua che c'è la questione del Monte Paschi di Siena, lo ripeto ancora una volta, ricordiamoci quello che fece Mario Draghi quando era governatore della Banca d'Italia. Mentre il dottor Minella, per caso, un zelante direttore della filiale 221 della Banca d'Italia a Padova, nel marzo del 2007 avvertì minuziosamente
con un'ispezione, una perizia ai suoi capi a Roma che la Banca Antonveneta era un bidone. Grazie mille a Gianni da Genova per il suo intervento, ha toccato tantissimi punti come sempre. 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. No, allora, uno dei tanti punti che ha toccato Gianni da Genova e che ho potuto capire, Giovanni, da moltissimi interventi negli scorsi giorni da molti ascoltatori è la delusione da parte di questo governo, ma non nei confronti della Lega, ecco, perché non tanto nei confronti della scelta della Lega di partecipare a questo governo, ma per il fatto che non si stanno ottenendo dei buoni risultati, ecco, a stare al governo con queste persone. Quindi la domanda che vi faccio e ti faccio, Giovanni, è questa: ma secondo te, in un modo o nell'altro, se ancora per mesi non si riuscirà ad ottenere ancora nessun tipo di risultato, cioè non riusciamo a portare le proposte che abbiamo e le nostre visioni a casa, non riusciamo proprio a portarne neanche una, ha ancora senso partecipare a un governo del genere? Mi hai fatto una domanda proprio facile. Diciamo che sicuramente diventa difficile far parte di un governo che non accetta e non porta avanti le tue battaglie, però rimane secondo me sempre comunque il messaggio di fondo, cioè che la Lega è al governo anche per evitare che ci sia un governo giallo-rosso bis con Draghi in ostaggio di PD e 5 Stelle. Quindi è vero che magari le scelte di Draghi non sono state le più entusiasmanti e che ci sono dei punti critici, pensiamo a quota 100, pensiamo alla riforma del catasto, pensiamo a tanti punti, però il fatto che la Lega qualche battaglia l'abbia portata a casa, immagino a una maggiore attenzione al settore del turismo, pensiamo anche a delle battaglie nel campo della disabilità grazie al ministro Stefani. Ecco, magari non sono rivoluzioni copernicane, magari non è la flat tax, magari non è una critica aspra contro l'Unione Europea, magari non è l'autonomia che in tanti sogniamo e speriamo di poter avere il prima possibile, però ecco, dei piccoli risultati ci sono, ma soprattutto si deve evitare ad ogni costo che si riformi una formazione giallorossa e che ci faccia ripiombare indietro di un anno, quando Speranza dettava legge e allo suo schioccare di dita poteva chiudere tutto perché c'era il problema del virus. Ecco, questo secondo me, questo discorso che abbiamo sempre fatto in tante trasmissioni assieme rimane valido, anche se ci potrebbe essere il problema di avere qualche difficoltà nel portare avanti le nostre proposte e le nostre idee. Però prima di tutto... Ti interrompo, Giovanni, che abbiamo subito un ascoltatore. Buonasera, in diretta qui con noi. Ciao, buonasera mitico Matteo, sono Mario da Rieti, complimenti sempre per la trasmissione, le tue trasmissioni. Allora, buonasera, grazie mille. Allora, stasera volevo fare due considerazioni importanti di ordine culturale. Dice, che palle questo, mo se ne esce con la cultura. No, ma che sono essenziali. Allora, prima, questa radio, e tu che mi sembri un ragazzo molto giovane, in gamba e pure colto, non so chi è l'altro interlocutore, mi sembra bravo pure lui, non ricordo il nome. Grazie. Senta, allora questa radio dovrebbe mantenere, no? Proprio perché legata ai territori, no? Eccetera, la memoria della propria cultura, della propria storia, delle proprie tradizioni. Io sono veramente indignato e mi dà fastidio per il fatto di questo esplodere di Halloween, che è un'americanata che è spuntata negli ultimi 20 anni in Italia, che non fa parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni.
con questi orribili mostri, bambini che si vestono da fantasmi, ma la nostra storia, la nostra cultura, c'era la pietas, no? In senso proprio più nobile del termine, andare a visitare i nostri defunti, il rispetto, i morti, si facevano i dolci, si facevano dei pranzi proprio per diciamo la festa dei morti, c'erano delle specialità addirittura gastronomiche, e tutta questa cultura, queste tradizioni passate via da un'americanata infame, perché è una festa veramente che al di fuori della nostra cultura è di importazione, va bene? E perché ce la dobbiamo sorbire in questi termini? Cioè, non c'è da questa parte, da questa radio, di dire no, guarda, Halloween no, per carità di Dio no, ma manteniamo la nostra cultura. Perché ci dobbiamo sempre comportare come una volgare provincia dell'impero? Ecco, questo a me dice, ma che con tutti i problemi che ci sono si va a pensare a Halloween? No, perché un popolo che non ha cultura, non ha memoria, non ha storia e tradizioni, non ha neanche futuro. E cancellare tutte queste belle tradizioni, il giorno dei morti, la visita dei cimiteri, mangiare delle cose speciali, quello che si chiamano per i morti, fatelo dire magari dai tuoi genitori, dai tuoi nonni. Ecco, questa cosa qui mi indigna, mi infastidisce ogni volta che vedo un ragazzino vestito con vestiti da fantasmi orripilanti, queste cose qui. Io prenderei a calci i genitori, scusa un po' la violenza. Poi concludo con una domanda: siccome tu sei Matteo, sei un ragazzo intelligente e non sei uno che fa 0 a 0, non mi darai risposte democristiane, io mi faccio una domanda: ma un giorno, no, se fra 100 anni esisterà ancora l'Italia o il mondo, noi pensi che saremo ricordati come il paese di Dante, di Michelangelo, di Leonardo, di Raffaello, il paese della Cappella Sistina, dell'Accademia di Brera, dei Palazzi degli Uffizi, o di Pompeio o di Ercolano, oppure un paese di merda in cui l'influencer principale, che ha 20 milioni di follower, è Fedez? Cioè, un paese come questo ha diritto a sopravvivere, oppure la popolazione, è giusto che un paese come questo, che ha Fedez come influencer principale, come intellettuale principale, va bene, un paese che ha questo glorioso passato come l'Italia, è il patrimonio artistico più grande del mondo, però ha Fedez e Ferragni che possono dire la loro a 20 milioni di persone. È giusto che sparisca oppure no? Per me sì, è giusto che sparisca. Questo è il mio modestissimo parere. Per me fra 100 anni io ho il dubbio che l'Italia sarà ricordata perché, sì, ma è il paese in cui Fedez aveva 20 milioni di follower. Ma no, ma è il paese della Cappella Sistina, dell'Accademia di Brera, degli Uffizi. Ecco, questa è la domanda. Per me è giusto che spariamo, perché se è importante quello che dice Fedez, è un paese che deve sparire dalla faccia della terra. Scusa questa mia conclusione così amara, caro Matteo, ma volevo un tuo parere. Tu so che me la darai questa, diretto, non sei uno che fa 0 a 0. Ti ringrazio e un abbraccio anche al tuo collega. Ciao. Grazie mille a Mario D'Arieti, adesso li rispondiamo subito, prima però abbiamo subito un altro ascoltatore e poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità con un breve stacco musicale. Prego, buonasera, in diretta qui con noi. Buonasera, vorrei che parlaste del distretto di Belluno che stanno lasciando a casa 550 operai della ditta Dolomiti. Vorrei che ne parlaste e che chiamaste anche un consigliere regionale veneto per fare pubblicità di questa cosa. Una multinazionale si sta spostando e lascia a casa 550 famiglie, non c'è solo da Whirlpool, ci sono anche questi adesso. Grazie, buonasera. Grazie mille a lei per il suo intervento e anche per aver sottolineato un tema come quello del fatto che moltissime aziende multinazionali poi chiudono i battenti qua in Italia, si trasferiscono all'estero in altri paesi dove pagano la manodopera molto molto meno, con costi inferiori, e anche questo è un problema che sicuramente va affrontato. Cari ascoltatori, andiamo un attimo in pubblicità con un breve stacco musicale e poi ritorniamo subito in Avanti Futuro. A tra poco. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio. Con London Calling. Vi aspetto. Stay tuned. Sui nostri canali di RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda con Matteo Furian. Rieccoci cari ascoltatori di RPL, bentornati in Avanti Futuro 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Comunque per intervenire 02 66 20 35 29. Allora, sono stati toccati un po' di punti. Allora, adesso cominciamo a rispondere al nostro caro ascoltatore D'Arieti, il buon Mario, che allora ha toccato il discorso di Halloween, che sicuramente è vero, del fatto che comunque ci sia questa sensazione da parte di molti, del fatto che comunque molte tradizioni che vengono oltreoceano, precisamente diciamolo pure dagli Stati Uniti d'America, hanno influenzato completamente la nostra cultura. Infatti qualche sociologo, antropologo parlava di americanizzazione, ed è un termine super corretto di come comunque gli Stati Uniti hanno influenzato completamente il nostro modo di vivere, non solo per le tradizioni ma su tantissimi aspetti. E sicuramente, vabbè, il tema di Halloween secondo me è un mercato che sicuramente anche in Italia ha trovato il suo spazio, perché comunque immaginatevi, mettiamoci nella testa di un bambino per un attimo. Un giorno dove si può vestire da fantasma, da mostro, può andare a fare come vede nei film, dolcetto e scherzetto. Insomma, sicuramente ha trovato terreno anche questa tradizione americana, statunitense, nella nostra cultura, soprattutto per quello anche. Mentre invece alla domanda che mi aiuterà a rispondere Giovanni Binda, che sicuramente non è una domanda facile quella che ci ha posto il nostro caro ascoltatore, del fatto che la domanda era: ma l'Italia davvero sarà ricordata per Dante, per Michelangelo, per i suoi artisti letterati, per la storia? Questa è una bella domanda. E l'altra domanda, il proseguimento, era: ma l'Italia è giusto, è un paese che è destinato a sparire, cioè è giusto che sparisca o deve rimanere in piedi? Allora, io sono abbastanza diretto, come ha detto Mario, non faccio tanti giri di parole. Io penso che l'Italia non deve essere assolutamente uno di quei paesi che spariscono, perché l'Italia ha plasmato la cultura occidentale, con tutti i suoi grandissimi personaggi storici, letterati, artisti, scultori e così via, che è una storia davvero super importante, e non è importante solo per noi, ma è importante per tutta l'Europa e non solo. Quindi, secondo me, alla domanda saremo ricordati per Dante, secondo me la risposta in verità è sì, secondo me, perché comunque hanno lasciato comunque un segno indelebile questi personaggi nel corso della nostra storia, e non può essere cancellata, non può essere assolutamente cancellata, perché come diceva anche prima, riprendo le parole del mio collega Giovanni Binda, che parlando di Fedez prima, i follower possono essere qualcosa che passa, cioè tutta quest'era digitale può essere qualcosa che passa sicuramente, però stiamo parlando di, intanto secondo me anche di un altro ambito, però secondo me l'Italia è un paese che non deve essere assolutamente destinato a sparire, anzi deve assolutamente rimanere. E io qua faccio un appello, ovviamente, a tenere in piedi la grandezza del nostro paese devono esserlo in primis gli italiani, e soprattutto qua ci vuole un impegno da parte dei più giovani, perché se no sicuramente negli ultimi anni, e questo lo registro anch'io da giovane, nonostante comunque sono ancora per alcuni magari un pochino idealista e altri questi concetti qui, in un modo o nell'altro io penso che davvero i giovani hanno un compito importante, quello di far rialzare la testa al nostro paese, e io sono convinto che se ci mettiamo la buona volontà e le nostre forze, con le nostre idee, i nostri progetti concreti, riusciremo a farlo. Tu Giovanni cosa ne pensi invece? Guarda che era una domanda difficile, era posta dal nostro ascoltatore. Allora, effettivamente sì, io capisco lo sconforto del nostro ascoltatore quando dice: ma un paese che da così tanto
a un carciofo come Fedez, insomma merita di sparire. Però come hai detto te, è un po' la grande differenza tra la moda, che è passeggera, che è effimera, che oggi c'è, domani non più, e il gusto del classico. Proviamo a vederlo per esempio sui vestiti. La camicia bianca è un classico, non passa mai di moda, è un qualcosa che ogni ragazzo, ogni uomo ha nel suo armadio perché va sempre bene, perché è un classico. La moda invece è il jeans a zampa di elefante, che andava di moda molti anni fa. Io non l'ho mai indossato perché sono ancora giovane, ma che adesso oggettivamente, se tu trovi una persona con quel tipo di vestiario, dici ma questo ha preso la macchina del tempo e ha fatto un salto in avanti in futuro. Quindi Fedez rappresenta una moda di questi anni. Purtroppo può piacere, può non piacere, ma è così. La cosa che però mi rincuora, è vero, ci avrà 20 milioni di persone che lo seguono, ma dal punto di vista di importanza a livello decisionale Fedez non vale niente. Guardate tutto, visto che ne abbiamo parlato in apertura, guardate tutto il casino che ha fatto, il macello che ha fatto sul DDL Zan, dirette, post, offese, attacchi, ha fatto il diavolo a 4 per il DDL Zan. Morale della favola, il DDL Zan non è passato, alla faccia di Fedez e alla faccia dei 20 milioni di follower. Ci sono anche persone che non sono d'accordo, quindi avere così tanto seguito non vuol dire essere così importante come si crede. Ma su questo concordo con te assolutamente, Giovanni, sul fatto che comunque sicuramente non ha un potere decisionale Fedez, ma come tanti altri. Adesso abbiamo preso l'esempio di Fedez, ma ci sono davvero tantissimi influencer all'interno del panorama mediatico italiano, ce ne sono davvero tantissimi. Però, al di là del potere decisionale, però è un dato di fatto che comunque una persona con milioni di follower ha anche un potere enorme nel poter, diciamo, dirottare anche, utilizziamo questo termine, l'opinione pubblica su un determinato tema, su un tema magari a cui si è favorevoli, e quindi io su questo concordo che è una cosa abbastanza in parte imbarazzante, sul fatto che ci sia questo forte potere, e non è un potere da sottovalutare, ed è il potere che comunque prima dell'era digitale la sinistra ha sempre avuto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, il mondo del cinema, il mondo della musica, il mondo dei letterati, degli intellettuali, che è un potere che ha sempre avuto. Ecco, prima non c'erano magari Instagram, dove c'era uno che aveva magari 20 milioni di follower, però prima magari c'era uno scrittore che veniva molto letto nel nostro paese, capito? Che aveva tanto seguito per via delle sue idee, e quindi per questo io dico, secondo me sicuramente è vero, concordo con te che non si ha un potere decisionale, però occorre secondo me anche guardare il fatto che hanno un altro tipo di potere, che non è assolutamente da sottovalutare. Convieni con me, capito, su questo punto? Ma certo, allora, assolutamente, cioè che gli influencer abbiano comunque sia delle capacità è chiaramente innegabile. D'altra parte mi sembra anche autoesplicativo il nome. Influencer è colui che influenza qualcuno, però ripeto, per quanto riguarda un tema così sensibile, si è dimostrato che è vero, magari tante persone si sono schierate dalla parte di Fedez, tante persone saranno andate ad offendere in maniera ingiusta e vergognosa qualche leghista soltanto perché il loro beniamino ha avuto questa sceneggiata sui social, però il risultato finale, che è quello che conta, è che il DDL Zan non è passato. Di conseguenza Fedez può avere 20, 30, 40, 50 milioni di follower, ma tanto poi la maggioranza del paese magari fa altro e pensa altro, perché è vero che avrà 20 milioni,
ma io magari posso seguire Fedez perché mi piace la sua musica, ma delle sue idee politiche non me ne frega un accidente, e anzi, secondo magari non le condivido nemmeno. Poi io nel caso specifico non lo seguo perché non mi piace nemmeno la sua musica, quindi mi piace di più sua moglie probabilmente, però queste sono altre questioni che risolverò con la mia ragazza, che spero non sia in ascolto perché se no mi tira il collo. Quindi battute a parte, davvero noi passeremo davvero per il paese dell'arte, della storia, di quello che ha creato e plasmato una mentalità europea grazie all'impero romano, grazie ai grandi pensatori, grazie ai grandi uomini di cultura. Questo passeremo sicuramente non per Fedez, che prima o poi è un fenomeno che si sgonfierà, perché anche Fedez, che è bravo a cavalcare le mode, prima o poi passerà di moda anche lui. E speriamo. Adesso abbiamo subito un'altra chiamata. Buonasera, in diretta qui con noi. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi della provincia di Como. Buonasera. Salve. Senta, su Fedez fa sempre parte dell'ipocrisia della sinistra, come Guido Maria Brera. Fedez era uno che scriveva dei testi rap contro gli omosessuali, che poi a un certo punto durante la sua carriera, siccome va di moda, adesso è cool, diciamo, difendere gli omosessuali, difendere i diritti dei gay, degli omosessuali, adesso ha preso in mano la bandiera degli omosessuali, come Guido Maria Brera, che è un banchiere che difende i diritti dei rider, quando lui dalla sua posizione privilegiata non ha mai vissuto sulla sua pelle i problemi dei lavoratori e dei rider, cosa che io invece ho fatto lavorando come consulente finanziario a parità IVA. Quindi so benissimo cos'è il caporalato, so benissimo cosa sono certe dinamiche che ci sono nel mondo del lavoro. Poi volevo dire, sul discorso del DDL Zan, bisogna ricordare che un partito dovrebbe sempre combattere e andare a colpire quelle che sono le priorità. E la priorità sicuramente non è quello di difendere i gay. Su Libero, qualche settimana fa c'era un articolo che diceva che le telefonate ai centri antiviolenza sono fatte per il 90% da donne, per il 9% da uomini e per l'1% da gay omosessuali. Quindi la priorità è la violenza contro le donne, non è la violenza contro i gay. E abbiamo perso un mucchio di tempo con gli omosessuali, quando poi c'è un femminicidio continuo nella società italiana. Poi volevo dire ancora molto velocemente, rimandando al mio blog, andatevi a vedere un articolo che ho scritto sul libro di Roger Abravanel, Aristocrazia 2.0, dove si dice che in Italia la meritocrazia non ha alcun significato, non esiste, esiste solo nello sport e nello spettacolo. Abbiamo delle università che fanno pietà, nelle classifiche internazionali sui giornali come il Financial Times l'unica università che appaiono sono la Bocconi e il Politecnico, altrimenti lo scopo dei laureati italiani è avere il pezzo di carta burocratico. E un altro problema fortissimo dell'Italia è una magistratura, come dice Roger Brown nel suo libro Aristocrazia 2.0, è una magistratura che terrorizza il mondo della politica e il mondo dei lavoratori pubblici e che non funziona, che funziona malissimo. Grazie e buonasera. Grazie mille per il suo intervento. Ricordo agli ascoltatori che se volete intervenire in diretta potete farlo allo 02 66 20 35 29 oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. No, allora, per quanto riguarda la questione che poi chiudiamo e andiamo avanti, basta parlare di DDL Zan, che ne abbiamo già parlato abbastanza durante questa puntata. Ma allora, come diceva il nostro ascoltatore, sicuramente ci sono dei dati più critici nei confronti delle violenze delle donne, però io penso che secondo me quello che dovrebbe fare, ripeto quello che ho detto prima semplicemente, quello che dovrebbe fare il centrodestra, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia,
e fare una proposta per cercare di dimostrare che nessuno nel centrodestra è omofobo, cioè nessuno disprezza gli uomini sessuali o le persone gay. Nessuno è lì a dire è giusto utilizzare la violenza contro i gay, che è una cosa falsa dal mio punto di vista. Secondo me bisognerebbe andare, ecco, come ha detto anche lo stesso segretario federale della Lega, Matteo Salvini, bisogna andare sicuramente in una direzione in cui si tutelano i gay, ma bisogna fare ancora di più anche, secondo me, per quanto riguarda il discorso dei femminicidi, il discorso dello stalking nei confronti anche delle donne. Bisogna fare un lavoro veramente, secondo me, davvero grosso su quel punto lì, perché evidentemente quello che è stato fatto non basta. E questo purtroppo lo dimostrano i dati, lo dimostrano le cronache che sentiamo quotidianamente in televisione o leggiamo sui giornali. E questo è una cosa veramente imbarazzante. In un paese civile temi come questi devono, secondo me, essere affrontati. Detto ciò, a sinistra hanno fatto di tutto per strumentalizzare il DDL Zan, la questione dell'omofobia, che sono dei temi che comunque hanno un'importanza, ma l'hanno strumentalizzato, secondo me, facendo perdere anche in parte importanza, come fanno loro solitamente su tantissimi altri problemi. Comunque, per quanto riguarda invece, che così rispondiamo anche al nostro ascoltatore di prima che aveva parlato di un'azienda, di una multinazionale che tra poco prende i bagagli e va da un'altra parte, ovviamente lì si entra in un fenomeno ancora più complesso, ovvero il fenomeno della delocalizzazione. Che cosa consiste il trasferimento di un processo produttivo di un'azienda in aree geografiche o paesi in cui esistono dei vantaggi competitivi, ovvero quindi un costo minore dei fattori produttivi, se no in particolare dei costi ancora minori, come dicevo prima, della manodopera. E questo è un problema, perché lo Stato dovrebbe metterci la bocca, ecco, dovrebbe metterci il piede, lo zampino e fermare, perché non sta né in cielo né in terra che con uno schiocco di dita sostanzialmente si lasciano a casa così tante persone, ed è successo. Purtroppo non è neanche così semplice da affrontare a livello legislativo una cosa del genere, però ci dovrebbe essere, secondo me, da parte dello Stato la volontà nel difendere davvero il lavoratore, perché qui siamo tutti bravi a parole nel dire difendiamo i lavoratori, a sinistra si battono ancora la mano sul petto come paladini dei lavoratori, cosa che obiettivamente non sono più da tantissimi anni, che sono completamente allontanati dal lavoratore, non si occupano più. E utilizzo anche una critica che ha utilizzato Marco Rizzo, penso un esponente politico più lontano e più distante dalla mia visione, dalla mia idea, dalla mia persona, anche visto che stiamo parlando del segretario del Partito Comunista. Marco Rizzo, la sua critica principale che muove sempre contro la sinistra italiana è: hanno abbandonato i diritti dei lavoratori per occuparsi esclusivamente dei diritti civili, dei diritti fucsia, dimenticandosi dei lavoratori, che è una cosa assolutamente vera questa. Poi sappiamo benissimo che in Italia c'è il problema delle priorità, il fatto che alcune parti politiche, alcuni soggetti politici non sono in grado di stabilire quali siano le priorità del paese, le priorità dei cittadini, quali siano i bisogni più importanti del cittadino. E questo è un problema, e lo si vede subito da come la sinistra, guardando nei partiti di centrosinistra, lo si nota subito dai loro cavalli di battaglia, Ius Soli ed era fino a poco tempo fa il DDL Zan. E poi, punto di domanda, che cosa proponete per il paese? Oltre che alzare le tasse, alzare l'età pensionabile, cosa proponete? Cosa proponete di aiuto concreto ai cittadini che hanno vissuto anche un'esperienza traumatica sia a livello sociale e economico che quella dovuta dalla pandemia del Covid-19? Che cosa proponete? Non proponevano nulla prima e non propongono nulla adesso, quindi sono in una fase di stallo e secondo me il centrodestra deve assolutamente approfittarne, perché l'unica cosa che tiene unita la sinistra, e perché la sinistra ha tanti voti, non è sicuramente per i progetti, ma per un ricordo dolce di quello che erano un tempo. Non so che cosa ne pensi tu, Giovanni. Ma guarda, uno dei nostri ascoltatori ha detto bene, Fedez è rappresentativo di queste contraddizioni interne della sinistra che si è allontanata dalla classe operaia, quindi ha perso quella parte, diciamo, più vicino al proletariato,
e si è concentrata esclusivamente sui diritti civili. Fedez è l'esempio, perché banalmente, altra contraddizione, fa l'uomo di sinistra, fa l'uomo antisistema, fa il paladino dei più deboli, e poi, ragazzi miei, quest'uomo lavora per Amazon, ora che non mi quindi lavora per il buon Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi al mondo, uno di quelli che magari i veri uomini di sinistra gli dovrebbero dire: senti un po', Jeff, tu che sei un colosso del web, tu che non paghi le tasse in Italia, vieni qui e sgancia un po' il grano, perché abbiamo bisogno di ridistribuire un po' le ricchezze anche a chi è meno fortunato di te e meno avvantaggiato di te, e che magari tu in qualche modo sfrutti anche perché offri dei posti di lavoro con condizioni salariali e rappresentanza sindacale non proprio trasparente. Magari questo dovrebbe fare l'uomo di sinistra, però in questo momento appunto Fedez, che è stato un po' visto come il nuovo leader della sinistra, visto che a sinistra i leader hanno un carisma pari quello di una sedia, e appunto questo ahimè è il tema. No, ma su questo sono assolutamente d'accordo. Poi c'è, secondo me, Giovanni, un'altra questione che andrebbe affrontata. Purtroppo non basta mezz'ora, non basta un'ora, dovremmo stare probabilmente 3 ore a parlarne, e vorrei sapere anche gli ascoltatori che cosa ne pensano. 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Tra l'altro è arrivato un messaggio: uomini sessuali di Checco Zalone cheat, ecco, per farci una risata. Comunque 02 66 20 35 29 se volete intervenire. Il problema del pubblico e del privato, che è un altro tema di cui obiettivamente ha perso un pochino importanza all'interno del dibattito pubblico negli ultimi anni, però secondo me rimane ancora una questione molto importante. Intanto la domanda che vi faccio è: siete a favore più del pubblico o del privato? Io ovviamente parlo dei beni più importanti riguardanti la nazione, ecco, quindi si può parlare veramente, cioè dovrebbe essere in mano dello Stato moltissimi beni che riguardano alla nazione, tutto ciò che è produttivo nei confronti della nazione, che è un bene comune della nazione, o è giusto che esistano anche dei privati per quanto riguarda quei beni? Questa è una bella domanda ed è stato veramente molto discusso all'interno del dibattito pubblico più volte. Io penso che dovrebbe essere pubblico, però purtroppo in Italia, nel nostro paese, sappiamo che il pubblico non funziona. Il pubblico ha davvero tanti problemi, ha un apparato ancora molto lento per via della burocrazia, ci sono tantissimi buchi e spesso si fanno davvero tanti errori. E questo è un problema, perché comunque il cittadino medio italiano, penso che, ma compreso io stesso, nonostante sono favorevole al pubblico, purtroppo va a pensare a dire: ma lasciamo in mano dello Stato o di un privato? No, per la carità del Signore, lasciamolo in mano al privato, perché se ci mette le mani lo Stato ci mettiamo le mani nei capelli. E io, Gio, penso per esempio al discorso delle strade, per esempio le autostrade in mano ai privati, invece le parti in mano allo Stato. Si vede la differenza. Questo è un esempio piccolo, per esempio, per capire. E purtroppo, secondo me, sicuramente bisognerebbe fare qualcosa, perché la politica è da anni che tutti dicono: taglieremo la burocrazia, renderemo tutto più efficiente, e poi nessuno alla fine questo problema non lo va a risolvere, perché è uno dei problemi più grandi che il nostro paese ha, ovvero di essere un paese che ha un apparato burocratico ancora vecchio e molto molto lento. Tu cosa ne pensi, Giovanni? Allora, io è un argomento molto complicato. Io quello che penso è che ci debba essere una giusta commistione e una giusta concorrenza tra pubblico e privato. Un esempio può essere anche la tanto vituperata sanità lombarda, che vede proprio una corretta e una sana, diciamo, competizione tra pubblico e privato, e ci sono delle eccellenze sia nel pubblico che nel privato. Basta vedere le classifiche
fatte sugli ospedali e carriere, sono ospedali pubblici lombardi, alla faccia di chi dice ma la sanità lombarda è tutta privata. Ecco, ricordiamo questo. Giovanni, purtroppo non ti si sente più, ne approfitto per mandare la pubblicità e un breve stacco musicale e poi ritorniamo subito, cari ascoltatori, in avanti, futuro. A tra poco. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buonasera, rieccoci cari ascoltatori di RPL, bentornati in Avanti Futuro 02 66 20 35 29 per intervenire negli ultimi 20 minuti, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, adesso cambiamo argomento, parliamo di Presidente della Repubblica. Sapete che si era levata una mobilitazione per la candidatura a Presidente della Repubblica di Liliana Segre, che ha rifiutato sostanzialmente. La senatrice a vita infatti ha detto che non vuole correre per il Quirinale, ma neanche per altri incarichi. Per chi non sapesse chi fosse Liliana Segre ad oggi è una signora che ha la bellissima età di 91 anni, è ammirata da molti, si è impegnata molto, soprattutto anche negli ultimi anni, affiancando quello che era la sua missione, ovvero raccontare ai giovani la sua storia di sopravvissuta alla Shoah, una dimensione istituzionale che deriva dalla nomina a senatrice firmata da Sergio Mattarella il 18 gennaio del 2018, il giorno tra l'altro in cui cadeva l'80° anniversario delle leggi razziali. E la partita, utilizziamo questa metafora calcistica, la partita per il Presidente della Repubblica è una partita davvero importante. Molti ascoltatori in altri miei programmi hanno esposto la propria visione di come andrà a finire, ovvero che secondo molti è già studiato tutto a tavolino, ovvero che in un modo o nell'altro sicuramente a ricoprire ancora una volta un tale ruolo sarà un uomo scelto dalla sinistra. Secondo te, Giovanni, andrà a finire così? E ovviamente la domanda la rinnovo anche a voi che ci state seguendo da casa, 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta. Andrà a finire davvero così, che quindi a ricoprire una carica così importante sarà un altro uomo di centrosinistra, o forse questa volta il centrodestra ha la possibilità di portare una figura che sia davvero poi neutrale a ricoprire un ruolo così importante? Beh, guarda Teo, allora diciamo una cosa, che per quanto riguarda la senatrice Segre mi sembrava abbastanza evidente che non avrebbe accettato o si sarebbe tirata indietro dal ruolo di Presidente della Repubblica, non perché non ne avesse voglia o quant'altro. Io penso che sarebbe potuto essere anche un bel segnale e una bella figura come Presidente della Repubblica, magari qualche anno fa, nel senso che comunque si sta parlando di una donna, di una signora che appunto, come hai ricordato te, ha 91 anni, anche se molto combattiva e molto, molto lucida nonostante l'età. Però chi conosce bene la senatrice Segre sa benissimo che da un po' di tempo a questa parte si è ritirata, diciamo, tra virgolette, a vita privata e non fa nemmeno più gli eventi che faceva ogni anno durante i giorni limitrofi al giorno della memoria. Quindi sicuramente apprezzo la grande serietà della senatrice, che ha messo subito in chiaro che non ha intenzione di correre. Per quanto riguarda al nome che verrà fatto, ma secondo me anche se Draghi forse si sta facendo di tutto per diciamo inimicarsi la parte di centrodestra, secondo me è più probabile che si vada a un Mattarella bis per qualche anno ancora, lui si dimetta e il nuovo Parlamento dopo le elezioni elegga il nuovo Presidente della Repubblica, che se Draghi è bravo a giocarsi le sue carte potrebbe essere ancora lui. Questa è una teoria che è stata fatta già da quando Draghi ha messo piede alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Però diciamo che anche il voto sul DDL Zan, io chiedo scusa se continuo a ritornare, però il voto sul DDL Zan ha dimostrato che in questo Parlamento il centrosinistra e i 5 Stelle hanno grosse difficoltà a convergere su un tema o su un nome condiviso,
mentre il centrodestra può votare compatto un nome. E quindi lancio la suggestione e i nostri ascoltatori possono anche rispondere. Silvio Berlusconi, mi consenta, ha possibilità di diventare Presidente della Repubblica? Secondo me qualche chance ce l'ha. Matteo, cosa ne pensi? Dico la mia, secondo me Silvio Berlusconi non ha nessuna chance, invece ti dico il perché penso che il buon Silvio ormai si sia tirato dietro nel corso della sua storia politica e non solo, anche per vicende personali, un odio da moltissimi italiani, e non parlo solamente da parte di quelli del centro-sinistra, ma tanti anche del centro-destra, perché a parte molti di quelli che stanno in Forza Italia, negli altri partiti, diciamo che quando si sente nominare il nome Berlusconi, il parere dell'elettore medio del centrodestra mi pare abbastanza ovvio, ovvero, ma soprattutto per come si è comportato politicamente negli ultimi anni. Cioè Berlusconi comunque è un uomo che negli ultimi anni non era più sicuramente il Berlusconi del 1994, quell'uomo che era sceso per contrastare il comunismo, la minaccia comunista che areggiava in Italia. È un uomo che anzi ben volentieri, spesso e volentieri magari si gira e sorride verso il centro-sinistra, per il semplice motivo che secondo me si parla a sinistra, nel centro-sinistra, soprattutto nel PD, ci sono molti liberali di sinistra, ma pur sempre liberali, e condividono comunque un qualcosa davvero di importante con molti esponenti politici, e secondo me anche lo stesso Silvio Berlusconi, che saranno liberali di destra, però non condividono molti valori e molte idee che fanno parte della Lega o che fanno parte anche di Fratelli d'Italia, penso. Quindi non lo so. Cioè, secondo me Berlusconi ha tanti nemici e poi è una persona che a livello politico negli ultimi anni si è comportato non tanto bene, diciamo, nei confronti dell'elettorato del centrodestra. Qualche giochino lo ha fatto. Esempio, il patto del Nazareno. In un modo o nell'altro Forza Italia e lui stesso sono stati gli unici esponenti politici a avere un dialogo serio, cioè quindi di cercare di creare qualcosa di concreto con il Partito Democratico, cosa che Lega e Fratelli d'Italia invece non hanno mai avuto. Hai capito perché sono contrario? Cioè sono, tra virgolette, un pochino, metto tanti punti di domanda. No, assolutamente, io non è che sono a favore, attenzione. Sì, no, ho capito. Ho lanciato una suggestione, un nome così che può far discutere e che può stuzzicare un po' la fantasia, perché è vero che ha fatto queste mosse, ma proprio perché ha fatto queste mosse potrebbe essere invece votato anche da una quota di quella sinistra un pochettino più moderata, magari un pochettino più filorenziana, e che quindi magari spariglia un po' le carte. Però ripeto, io non darei, a prescindere dal nome di Berlusconi, non darei così scontato il fatto che il prossimo Presidente della Repubblica venga eletto, diciamo, in quota sinistra, centrosinistra, perché il DDL Zan ne è la dimostrazione. Il fronte del centro-sinistra e l'alleanza, tra virgolette, 5 Stelle PD non è così granitica come pensavano le due principali compagini di questa alleanza. Di conseguenza, e non solo, gli stessi leader di entrambi i partiti hanno delle resistenze al loro interno, di conseguenza secondo me non sono così forti e non sono così accreditati per avere poi dopo in Parlamento i numeri per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Secondo me invece un nome che probabilmente potrebbe addirittura arrivare al Quirinale, secondo me in un modo o nell'altro è il nome di Romano Prodi, e secondo me c'è il rischio che ci ritroviamo lui in corsa per il Quirinale, e secondo me ce la potrebbe anche benissimo fare, e quello sarebbe un grandissimo peccato ovviamente per il centrodestra, però sarebbe un grandissimo vantaggio per il
centrosinistra. Comunque è incredibile, perché noi stiamo parlando comunque di una figura che dovrebbe essere neutrale, però di fatto alla fine neutrale il Presidente della Repubblica non è, perché comunque le proprie inclinazioni politiche si vedono, si sono notati. Lo abbiamo visto con Napolitano e l'abbiamo visto anche in parte, anche se forse meno accentuato rispetto al precedente, con Mattarella. Comunque l'ultimo argomento che volevo trattare insieme a voi era quello, adesso a Roma ci sarà un weekend mica da ridere. Perché? Perché il fine settimana che si prospetta sulla capitale potrebbe essere rosso come il fuoco e nero come la pece. Perché? Perché ci sarà il G20, e con 20 capi di Stato e di governo stranieri che sono ospiti all'EUR bisogna stare davvero attenti, perché oltre al G20 ci saranno le manifestazioni No Green Pass, che spesso nascono spontaneamente, abbiamo visto, senza neppure la comunicazione in prefettura, e poi ci sono anche da considerare i cortei di Cobas, quelli di Fridays for Future, e anche c'è in più il match di Serie A olimpico, quindi i rischi non mancano. Sarà un weekend un po' intenso per Roma, però la cosa più grave, tra virgolette, è che c'è un'atmosfera ancora più tesa. Perché? Perché si parla di allarme Black Bloc a Roma. E vedremo come andrà a finire. Noi purtroppo a Milano abbiamo vissuto, era il 2016, abbiamo visto, hanno devastato completamente la nostra città, ho dei ricordi bruttissimi, poi ci sono state tra l'altro iniziative spontanee da parte di molti giovani, tra cui tra l'altro la Lega Giovani Milano, e eravamo presenti sia io e il buon Giovanni che eravamo andati a pulire le scritte fatte da questi delinquenti, perché quando si parla di Black Bloc non si parla di persone che hanno delle idee, ma semplicemente dei violenti. Quindi ecco, questa è l'atmosfera che si cela, che si prospetta a Roma in vista di questo weekend. La domanda è questa: la Lamorgese sarà in grado di gestire il tutto? Perché è questo che mi viene da dire, perché se non è riuscita a cacciare a calci nel sedere quattro ragazzini e non solo che hanno occupato abusivamente quest'estate facendo un rave party un terreno di un povero Cristo, non immagino tener testa a tanti eventi del genere che possono sicuramente sfociare, l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane subito in episodi di violenza. Quindi ce la farà la nostra Lamorgese, sì o no? Giovanni, abbiamo gli ultimi 2 minuti, lasciate la risposta. Ma soprattutto la vera domanda è: tireranno fuori gli idranti a sto giro come contro i portuali oppure no? Purtroppo resteremo delusi e non faremo il servizio di dare una bella annaffiata ai centri sociali che ne avrebbero anche bisogno, così. Però battute a parte, sicuramente è un weekend di fuoco. Hai detto rosso-nero, io sono solo contento da buon milanista, qualsiasi cosa rosso-nera per me va bene. Ci solleviamo con una battuta. Teo, tu questo weekend sei a Roma? Mi sa di no. Io a Roma non vado, quindi i problemi sono della Lamorgese, lasciamogli la Lamorgese che purtroppo non saprà risolverli. Battute a parte, il problema vero è che c'è una città, ci sono dei cittadini che vivranno dei grossissimi disagi, ci saranno dei negozianti, dei commercianti che vogliono ripartire, vogliono tornare a vendere, vogliono tornare a fare il loro lavoro, che saranno danneggiati dal weekend per colpa di queste manifestazioni. Io, Giovanni, ti ringrazio come sempre per la bellissima esperienza e questi momenti intensi che viviamo sempre insieme durante questo bellissimo programma. Quindi ti ringrazio. Grazie a te, Teo. E ovviamente noi ringraziamo voi ascoltatori che ci ascoltate, ci seguite, ci scrivete e soprattutto intervenite in diretta. Grazie di cuore ancora una volta, vi auguriamo una splendida serata e soprattutto uno splendido weekend. Speriamo che non sia davvero un weekend di ferro e fuoco per Roma e per i cittadini romani. Veramente incrociamo le dita e speriamo che la Lamorgese sappia fare il suo lavoro. Grazie mille, vi auguriamo una splendida serata e ci vediamo nella prossima puntata di Avanti Futuro giovedì prossimo. Buona serata. Avete ascoltato Filo Diretto,